Conte rimette il mandato in carico affidato a Carlo Cottarelli. Il presidente del Veneto Zaia attacca al Quirinale il nome di Savona, pretesto per far saltare il banco. Inevitabile che la politica nazionale non faccia irruzione nella campagna per le comunali, dividendo le forze in campo. Addio governo, Lega, Movimento 5 Stelle, Mattarella ha sbagliato, il nostro sondaggio per capire le vostre opinioni. Operaio colpito da una scarica di 24.000 volt, stava lavorando in una cabina elettrica di una ditta Motta di Livenza, portato con l'elicottero in ospedale. Lavori allo storico ponte della Priula, mercoledì partirà la viabilità provvisoria per non ostacolare i cantieri, oggi sopralluogo. 1948-2018, la Confartigianato Imprese di Conegliano, ieri al padiglione dell'ex Filanda di Santa Lucia, ha festeggiato i suoi 70 anni di storia. Si è concluso con la tradizionale sfilata e raduno nazionale dei Fanti in 30.000, Vittorio Veneto per il corteo tra le vie della città. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso, lo avete quindi sentito dai titoli in apertura, la politica nazionale con l'incarico affidato al capo dello Stato Mattarella, Carlo Cottarelli, di formare un governo di tregua dopo lo stop al governo Lega Movimento 5 Stelle. Per il premier incaricato senza fiducia si andrà al voto dopo l'estate, si parla già del 9 settembre, altrimenti dopo la legge di bilancio, quindi nel 2019. Il presidente del Veneto Luca Zaia attacca il Quirinale, il nome di Savona pretesto per far saltare il banco. Sentiamo. Abbiamo capito che andare a votare non serve a nulla, poi c'è qualcuno che decide se van bene alcune persone oppure no. È durissimo il presidente del Veneto Luca Zaia sull'epilogo a sorpresa del governo Lega 5 Stelle. Le motivazioni del no del capo dello Stato Sergio Mattarella all'incarico di ministro dell'economia a Paolo Savona non solo non convincono il governatore ma lo lasciano sbigottito. Non ce l'aspettavamo, è anche ingiustificabile. Il Presidente della Repubblica veste un ruolo da Repubblica semipresidenziale o presidenziale, ma vorrei ricordare che siamo in una Repubblica parlamentare. È il Parlamento poi che dà la fiducia e non il Presidente. Il problema non è, dice Zaia, se Giancarlo Giorgetti fosse o meno un'alternativa valida a Savona. Lo scontro tra il Colle da una parte e Salvini e Di Maio dall'altra si è giocato su un livello differente. Il curriculum del professor Savona è un curriculum eccezionale e sono stati chiariti tutti i punti sull'Europa, non abbiamo preventivato di uscire dall'euro, abbiamo chiesto un'Europa più equa e un'Europa più forte. Penso che questo non sia la fine del mondo. La verità è che Savona era solo il presupposto per far saltare il banco. Non è stata certo la Lega a volerlo far saltare il banco, dice Zaia. Se qualcuno aveva un piano di riserva, quello era Mattarella. Leggendo le dichiarazioni di Cottarelli nelle ultime settimane si capisce che forse qualche discorso lo stava già facendo con il Quirinale. Prova ne sia che alle 11:30 di questa mattina è stato convocato il Presidente della Repubblica. Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Lega, invoca la piazza contro la decisione del Presidente della Repubblica. Quello del PD Veneto, Alessandro Bisato, si dice altrettanto disposto a mobilitare i sostenitori del Colle. Zaia di impeachment non vuole sentir parlare. Noi non ci occupiamo di queste partite, anche perché vorrei ricordare che l'impeachment è ben regolamentato. 15 membri della Corte Costituzionale, 16 scelti tra un gruppo di laici, tra un gruppo di 45 membri, poi ovviamente la relazione e il voto del Parlamento. Noi abbiamo fretta di andare a votare, vogliamo andare a votare subito. E proprio su quanto sta accadendo a Roma il nostro sondaggio, addio al governo, Lega, Movimento 5 Stelle, Mattarella ha sbagliato? Se siete d'accordo con questa domanda votate sì, quindi allo 0422 162 6691, se non siete d'accordo quindi votate no allo 0422 162 6690. Al termine ovviamente di questa edizione vi daremo il risultato del sondaggio. Ed inevitabile che la politica nazionale non faccia irruzione nella campagna per le comunali, dividendo le forze in campo. Sentiamo. Suggerisco a Salvini, Berlusconi, Fratelli d'Italia e Di Maio di chiedere immediatamente le dimissioni del Presidente della Repubblica Italiana per violazione della Costituzione e per odio
al popolo italiano. Così lo sceriffo Gentilini dopo quella che definisce una frattura insanabile tra popolo italiano e istituzioni. A 2 settimane dal voto il no di Mattarella al governo Lega 5 Stelle e l'incarico a Carlo Cottarelli entrano di prepotenza nella campagna elettorale per Cassugana. Se la Lega con Zaia, Gentilini e D'Arè si fa sentire, i 5 Stelle preferiscono non commentare. Il candidato sindaco Domenico Lo Sapio lascia le valutazioni del caso ai parlamentari del movimento. Di un Salvini campione del cinismo e genio della tattica che ha usato e scaricato i grillini abdicando alle responsabilità di un uomo politico, parla invece il candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo. Stiamo alimentando un clima da guerra civile dormiente, aggiunge, tra tifoserie contrapposte e isterismi collettivi. Ecco perché vado oltre l'hashtag io sto con Mattarella e scelgo io sto col senso della cosa pubblica, del bene comune. Prudente la candidata di Treviso Unica Tu Maristella Caldato. Mi riservo approfondimenti, va comunque rispettata la Costituzione e il ruolo delle cariche istituzionali. Senso di responsabilità che va coniugato in diversi modi e soprattutto dobbiamo pensare ai cittadini, dobbiamo pensare agli italiani e alle problematiche di carattere economico. Il Popolo della Famiglia e la candidata Carla Condurso giudicano al limite della costituzionalità il comportamento del Presidente della Repubblica, che avrebbe interpretato con ampiezza la mancanza nell'articolo 92 della Costituzione di un esplicito passaggio sulla possibilità di veto del Presidente rispetto alla nomina dei ministri. Ci auguriamo che abbia motivazioni così grandi da essere superiori alla volontà espressa dalle recenti votazioni politiche. Infine, per Said Kaibi, candidato di Coalizione Civica, l'accanimento nei confronti di Mattarella è inconcepibile. Il Presidente si è mosso nel rispetto delle norme, va segnalata comunque la problematica politica, prosegue. Se siamo qui col rischio che l'alleanza Lega 5 Stelle si rinsaldi e si gridi al golpe è per le responsabilità politiche di Renzi e Gentiloni e l'atteggiamento distruttivo del PD. E continuiamo a parlare del caos governo, stupore fra le associazioni di categoria, il coro è unanime e abbiamo bisogno di stabilità. Un coro unanime si solleva fra le associazioni di categoria. Abbiamo bisogno di stabilità. Lo stupore per quanto sta accadendo a Roma è tanto. Non lo nasconde la presidente di Un'Industria a Treviso, Maria Cristina Piovesana. Effettivamente nessuno si aspettava questo. Ora noi sapete che i mercati vivono comunque di fiducia e di stabilità, perciò noi riteniamo che oggi sia necessario che da parte del Parlamento legiferi, lavori affinché ci sia una legge elettorale che effettivamente non ci ponga più in una situazione di questo tipo, dove a onor del vero siamo senza governo insomma da circa un'ottantina di giorni. Noi siamo fortunati perché viviamo in un territorio dove le esportazioni vanno molto forte ed hanno trainato l'economia, spiega Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato, ma rimane aperta la partita dei consumi e solo la stabilità può farli ripartire. Bisogna lavorare continuo perché si torni alla normalità. Noi adesso ci preoccupiamo dell'impatto che questa cosa ha necessariamente nei mercati internazionali, perché è chiaro che poi lo spread e i mercati e quant'altro, no? E cioè, però nessuno si preoccupa purtroppo delle conseguenze psicologiche che crea nel comportamento delle persone, perché le persone normali vorrebbero vivere in un paese normale dove queste cose succedono, perché fanno parte della democrazia, le questioni dialettiche politiche, no? Perché altrimenti saremo una dittatura. Però alla fine ci deve essere sempre una visione di bene comune che mi pare in questi ultimi tempi non ci sia. L'economia ha bisogno di un governo, dice il presidente di Confcommercio Renato Salvadori. Mi pare però che si stia creando una divaricazione fra chi giustamente cerca la raccolta del consenso e ci può stare, e chi invece deve preoccuparsi della gestione della qualità di vita di 60 milioni di abitanti che sono gli italiani che stanno all'interno di questo territorio, di questa nazione. Io non so quale sia la soluzione giusta, mi chiedo fino a quando potremmo continuare a giocare con il fuoco come se l'economia potesse reggere all'infinito situazioni che invece hanno bisogno di governo. Ed infuria la discussione sulla decisione presa da Mattarella al punto da farne il nuovo caso politico del giorno. Il Presidente della Repubblica, mettendo il veto su Savona, ha agito correttamente oppure si è spinto troppo in là? Ed è il caso di parlare di impeachment, lo abbiamo chiesto ai trevigiani. Io sono dell'avviso che ha fatto male.
Più che altro perché noi non abbiamo nessun potere decisionale su niente. L'Italia ha votato in un certo modo e secondo me andava rispettato quello che è il volere dei cittadini, punto. Secondo me potrebbero trovare un altro ministro. Ha fatto male, perché? certamente. Perché di sì, perché andava bene con quella persona lì. Credo che Mattarella dal suo posto abbia fatto purtroppo la sua mossa, ma non poteva fare altro probabilmente. Ha fatto benissimo. Perché? Semplicemente perché basta valutare cosa dicono e cosa asseriscono in sede europea. Dove ci vogliono portare? 5 Stelle davvero sono poco credibili. Si è rifatto forse a una idea di Savona di uscire dall'euro, di uscire dall'Europa, quando in realtà, almeno così dicono, il programma non prevedeva questo. Adesso addirittura si parla di impeachment. Sì, il minimo che una forza politica seria possa fare. Non so se è il caso di farlo, però se lui ha diritto di bloccare un ministro, ha fatto il suo diritto, credo. L'impeachment mi sembra esagerato. Dopo bisogna valutare se Mattarella, che stimo tra l'altro, ha fatto qualcosa in più. Cioè lui non ha nessun diritto, nessun potere di mettere il veto su qualunque nome gli venga proposto, a meno che non ci siano motivi ovviamente giudiziari. Io lo spero che vince la Lega, lo spero tanto. Quindi si torna alle elezioni, va bene? Certo, per me sì, ma anche adesso. Se si tratta di tornare al voto con questa stessa legge elettorale, il signor Mattarella dovrebbe spiegare perché ha promulgato quella precedente. Siamo alla cronaca, incidente sul lavoro questo pomeriggio a Motta di Livenza, un operaio stava lavorando in una cabina elettrica in una ditta fallita, doveva staccare la corrente quando è stato raggiunto da una scarica elettrica di 24.000 volts. L'uomo si è miracolosamente salvato, ha subito un'ustione ad un braccio ed è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Ed ennesimo caso di un professore preso di mira dai genitori degli alunni tanto da denunciare il contenuto di una chat scolastica. Hanno rimediato una denuncia per diffamazione i genitori che su una chat scolastica hanno criticato pesantemente l'insegnante dei figli. Accade in una scuola media trevigiana dove mamma e papà si sono scambiati, secondo il professore preso di mira, decine di messaggi contro di lui, alcuni evidentemente andati oltre, tanto da configurare, secondo l'esposto presentato in procura, una vera e propria diffamazione. In un periodo in cui i rapporti tra famiglie e insegnanti si fanno sempre più complessi, con professori spesso e volentieri denigrati, se non addirittura aggrediti, il caso in questione rientra tra quelli trattati dal sindacato Gilda a cui i docenti si sono rivolti per avere tutela. In altri 2 episodi, sotto la lente del magistrato, sono finite delle lettere contro altrettanti maestri o professori di scuola elementare e media, che vivono, secondo la categoria, un momento di grave stress, tanto che a Treviso giovedì pomeriggio è stato promosso un convegno proprio su questa nuova emergenza dei nostri tempi. Un vasto incendio è scoppiato questa notte a Pieve di Soligo, in fiamme un vecchio casolare adibito a fienile, ricovero attrezzi. L'allarme è stato lanciato pochi minuti dopo la mezzanotte e sul posto sono arrivate 6 squadre dei vigili del fuoco e di carabinieri di Vittorio Veneto. Il rogo ha gravemente danneggiato anche 3 trattori che erano posteggiati all'interno, oltre ad un macchinario per creare le balle di fieno. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 4:30 del mattino per avere ragione dell'incendio, indagini in corso per capire le cause del grave rogo. Era pronto a spacciare cocaina a Jesolo il trevigiano di 20 anni che i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato nella tarda serata di sabato a bordo di un Alfa Romeo diretta nel centro della località balneare. Al controllo il giovane si è mostrato nervoso, quel tanto da insospettire i militari che hanno proceduto alla perquisizione personale e della macchina. Non ci è voluto molto a capire che l'atteggiamento del ragazzo aveva la sua ragion d'essere. Addosso e nell'abitacolo dell'Alfa i carabinieri hanno rinvenuto diversi involucri di cocaina, 70 grammi in tutto, già pronta per essere spacciata. Per il ventenne incensurato sono scattate immediatamente le manette l'accusa di spaccio di stupefacenti. Oltre alla droga i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione, 2 telefoni cellulari e 300 euro di denaro in contante.
Ed ora andiamo a Susegana, dove in attesa che partano i lavori dello storico ponte della Priula, sopralluogo questa mattina del governatore Zaia insieme ai responsabili di ANAS e ai sindaci di Susegana, Nervesa e al cantiere. Vediamo. Sopralluogo stamane al cantiere del ponte della Priula. A giorni, il 30 maggio, sarà aperto al traffico Bailey, una struttura provvisoria da Nervesa a Susegana che permetterà il collegamento tra le sponde del Piave senza intralciare i lavori di consolidamento e restauro che saranno avviati sul ponte storico. Complessivamente l'appalto è di 9 milioni di euro, consentirà di mettere in sicurezza il ponte della Priula che verrà riaperto con carreggiata più ampia entro la fine di quest'anno. Dopo la sospensione degli interventi nell'ottobre 2017, le attività sono riprese a fine gennaio con gli interventi di realizzazione della viabilità provvisoria e il rafforzamento delle fondazioni delle pile dello storico ponte che risale ai primi del Novecento e che conta un traffico veicolare di 40.000 auto al giorno. Un intervento necessario atteso almeno da 40 anni, del cui progetto si iniziò a discutere nel 2003. Su una viabilità di collegamento che è importantissima, un nodo viario importantissimo. Era obbligatorio che fosse sistemato, rimesso a norma anche dal punto di vista sismico. Un ponte che andava restaurato non solo per ragioni di sicurezza ma anche per ragioni storiche. Quindi io ho visto il progetto e il progetto rispetta la morfologia storica del ponte e anche un progetto innovativo dal punto di vista ingegneristico. Una volta ultimati gli interventi sul ponte storico, il Bailey e con lui tutto il tracciato della viabilità provvisoria saranno rimossi. Saranno inoltre ripristinate le originarie condizioni del greto e degli argini del fiume e finalmente il ponte sul fiume Sacro tornerà ai cittadini, ai quali viene chiesto di stringere i denti in questi mesi di lavori. Se si vogliono risolvere i problemi ci vuole anche un po' di pazienza, ecco, chiediamo questo ai cittadini, sarà un disagio limitato per qualche mese e poi potranno riappropriarsi del ponte originario. Entro fine anno sostanzialmente il ponte verrà sistemato e quindi poi verrà riconsegnato alla comunità. Ed ora torniamo a parlare di pasta Zara. Il sindacato Fly CGIL chiede un incontro urgente con i vertici aziendali in vista del termine ultimo per la presentazione del progetto di salvataggio fissato per l'8 ottobre 2018. È necessario attivare tutte le iniziative per salvaguardare l'occupazione e l'attività produttiva, dichiara Marco Bermani, segretario nazionale Fly CGIL. Abbiamo fatto richiesta di incontro con i vertici dell'azienda per avere un quadro completo della situazione per garantire la tutela dei diritti di tutti i lavoratori del gruppo. I lavoratori dovranno essere centrali per il ritorno del gruppo alla normalità. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Il candidato del centrodestra Mario Conte ha deciso di viaggiare nella linea numero 6 per ascoltare le lamentele dei passeggeri che tutti i giorni viaggiano in autobus. Sentiamo. Qualcuno resta fuori perché vede che ci sono gli autobus pieni, strapieni. Qua ci dovrebbe essere una navetta come c'è al Marco Polo, solo esclusivamente per chi va all'aeroporto. Autobus strapieni e poco frequenti, il malumore per alcuni utenti ha raggiunto il limite. Il candidato del centrodestra Mario Conte ha deciso di viaggiare con chi questo disagio lo vive tutti i giorni. Eccolo allora, biglietto alla mano, nella linea numero 6 che porta tutti i turisti da e per l'aeroporto con tanto di bagagli. I mezzi per e dall'aeroporto sono insufficienti. Beh, è evidente, io sono qui da mezz'ora che aspetto un mezzo, ci sono anche dei turisti che stanno aspettando, quindi se vogliamo diventare una città turistica noi dobbiamo andare nettamente a migliorare questo servizio. Con MOM stiamo dialogando, abbiamo trovato una sponda importante e un ottimo alleato e quindi anche da questo punto di vista porteremo delle migliorie per far sì che il servizio per i nostri turisti e per i nostri cittadini venga migliorato. È sempre pieno perché ci sono i viaggiatori. Voglio fare una linea apposta per l'aeroporto, una linea apposta. Conte questo malumore lo vuole ascoltare per cercare insieme a MOM di migliorare il servizio ad utenti e lavoratori. Questo giro qua serve proprio per capire quali sono le criticità e migliorare il servizio. Una fascia oraria più estesa e mezzi più frequenti nelle ore di punta è anche quello che chiedono alcuni rappresentanti dei lavoratori che loro malgrado alle volte devono lasciare dei passeggeri a terra per questioni di sicurezza. Noi pensiamo come sindacato che sia necessario intervenire con un servizio più fluido e più
frequente, utilizzando anche i servizi extraurbani che vengono da Padova, il viaggiatore può salire senza pagare sovrapprezzo o quantomeno evitano di farlo salire. Poi il servizio urbano di per sé va incrementato facendo un navetaggio da aeroporto Treviso, Treviso aeroporto, dalle 5 della mattina a mezzanotte la sera. 1948-2018, la Confartigianato in prese di Conegliano ieri al padiglione dell'ex Filanda di Santa Lucia ha festeggiato i suoi 70 anni di storia. Vediamo. La storia siamo noi. Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato, riassume così, in poche parole, il ruolo che gioca l'associazione artigiani da decenni sul territorio. Un'associazione di questo tipo che ha delle imprese dove la persona, la famiglia, l'impresa appunto, quindi i nostri collaboratori e il territorio sono fondamentali, sono beni non negoziabili. Da 70 anni Confartigianato Conegliano si occupa delle aziende. La sua storia con il passare degli anni si è intrecciata a quella del paese e della provincia trevigiana. Ha vissuto e affrontato la crisi. Chi è sopravvissuto e ha saputo rialzarsi è perché, spiega Agostino Bonomo, presidente veneto della Confartigianato, ha capito che questo che stiamo vivendo non è più un periodo di crisi ma di trasformazione. E chi ha capito che questa è la nuova normalità oggi ha agganciato una ripresa che sicuramente c'è e che ha dei tempi di reazione, dei tempi di programmazione anche di quelli che sono i fatti aziendali sempre più stretti. 70 anni di storia in cui il paese è cambiato, ma anche il ruolo della Confartigianato si è modificato e se rimangono alcuni punti fermi come il presidio delle normative e la tutela dell'azienda, è vero anche che è diverso il modo di stare accanto agli artigiani che hanno esigenze nuove e che si aspettano servizi al passo con i tempi. Un servizio che vuole guardare alle aziende per portargli un valore aggiunto, un servizio che vuole orientare le aziende, un servizio che vuole dare una consulenza anche nei mercati, quelli più profittevoli e quelli dove orientarsi come driver economici di successo. 34esimo raduno nazionale dei Fanti, a Vittorio Veneto sfilano in 30.000, sono un esempio per il paese, il coro unanime di tutti. Ecco qua la banda della Folgore e subito dietro la bandiera di guerra. 34esimo raduno nazionale dei Fanti, nel cuore di Vittorio Veneto hanno sfilato in 30.000, una manifestazione colma di emozioni, insieme a noi hanno detto ci sono 480.000 caduti, un raduno della memoria e del centenario della fine della Grande Guerra, dal palco il grazie del sindaco Roberto Tonon. E un grande servizio avete reso e rendete voi Fanti di ieri e di oggi alla nostra città e al nostro paese. Presenti numerose autorità, il prefetto Laura Lega ed il presidente della regione Luca Zaia e tanti cittadini. Il ricordo dei caduti, il ricordo dei valori come orgoglio, fedeltà e obbedienza nelle parole del presidente nazionale sodalizio Fanti, Gianni Stucchi. Hanno dedicato la vita, si sono sacrificati perché noi potessimo essere patria una, indivisibile, compiuta e libera. Uomini spesso senza nome, senza una lapide dove potesse essere inciso un ricordo. Non c'è bisogno che noi conosciamo i loro nomi, come dicono. Basterà gridare al vento Fante d'Italia e io dormirò contento. Questo è lo spirito del Fante, questo è lo spirito degli uomini e delle donne di oggi. La sfilata fra l'emozione ed il rispetto di un corpo che tanto fa per il nostro paese. A ricordarlo il comandante delle forze operative Nord, generale di Corpo d'Armata, Paolo Serra. La loro attività che nelle giornate banali diventa il concorso che vedete nelle strade sicure per il sostegno alle forze di polizia, quando sono più specializzati li vedete operare a favore della popolazione in caso di intervento per ordigni e manufatti esplosivi che ancora si ritrovano. Li vedete e li chiamiamo quando poi ci sono i problemi e la calamità naturale. La De Longhi Treviso ha lottato sino agli istanti finali in gara 1 di semifinale promozione, dovendo infine arrendersi all'Alma Trieste per 84-78.
Treviso cede sotto i colpi di Javonte Green in un'Almarena con 6.000 tifosi sugli spalti. Va a Trieste per 84-78 il primo episodio della serie di semifinale promozione, un derby del Triveneto che non stupirebbe nessuno se arrivasse sino a gara 5, ma al termine di un match in cui la De Longhi è stata a lungo in testa, toccando anche 9 lunghezze di vantaggio, a tenere banco più dei possibili aggiustamenti in vista di gara 2 in programma domani sono le condizioni di John Brown III, infortunatosi al ginocchio a metà del secondo quarto e uscito dal campo in lacrime. Sarà un episodio in grado di condizionare la serie o l'allarme rosso rientrerà? E pensare che i ragazzi di Pillastrini, invece di accusare il colpo per l'uscita dell'americano sul 25 pari, hanno costruito proprio a partire da quel momento il vantaggio più significativo. La combinazione fra la precisione al tiro del trio italiano Antonutti, Sabatini, Musso e una difesa aggressiva hanno permesso a Treviso prima di andare a riposo in testa di 4 punti, poi di arrivare a un passo dalla doppia cifra di margine nella ripresa. La reazione dell'Alma è arrivata sotto la spinta dell'atletismo di Green, 29 punti alla fine, il talento di Cavaliero e da Ross, oltre che la leadership di Fernandez. I trevigiani sono rimasti incollati a Trieste grazie al tiro pesante, con Imbrò a rispondere colpo su colpo. Ci è voluta tutta la lunga panchina dei giuliani, che hanno trovato qualità pure nel lungo Cittadini e nel play reggiano Mussini, per costruire il parziale decisivo nel quarto finale. Il friulano Antonutti è stato l'ultimo ad arrendersi, costringendo l'Alma a restare concentrata su ogni possesso sino ai secondi finali. Domani gara 2, ancora a Trieste. E di qui non si passa, ci vediamo martedì! Siamo al termine, ma prima di chiudere il risultato del nostro sondaggio vi ricordo la domanda: dia il governo Lega Movimento 5 Stelle. Mattarella ha sbagliato, lo vedete in sovraimpressione, il 79,8% ha detto di sì, mentre il 20,2% ha detto di no. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone Scipione ferito da correnti instabili. Vediamo il dettaglio di martedì 29 maggio. Sul Veneto al mattino qualche temporale sui monti, meglio altrove dove sarà più asciutto e soleggiato. Col passare delle ore acquazzoni in estensione fin verso le pianure e dunque possibili un po' ovunque. Migliorerà entro la nottata. Le temperature minime risulteranno essere comprese tra 17 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà instabile un po' ovunque con rovesci e precipitazioni temporalesche su tutti i settori, via via più diffuse nel corso del pomeriggio, ma anche in questo caso migliorerà entro la nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, situazione del tutto simile. Sarà infatti molto instabile, con temporali fin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni comunque in cessazione già entro le ore serali. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 19 gradi, le massime invece risulteranno essere comprese tra 24 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.